Eccoci qua. Allora, volevo chiedere un'altra cosa. Tutta questa pratica anche yoga che viene fatta, questa full immersion di alcuni giorni in occasione della settimana Zen, poi appunto ci sarà questa ripetute nel periodo di luglio-agosto all'Hotel Metropole ad Abano, ma può essere utile se non è supportata da un'adeguata dieta, che in qualche modo prende anche dei principi cardine, perché mi stavo riflettendo sulla medicina ayurvedica, no? Che fitofarmaci, quindi ha una dieta adeguata, perché per esempio in Oriente sono molto attenti all'alimentazione, non tanto per buttare dentro cibo, ma perché questa alimentazione possa aiutare a star meglio, no? Dopo però noi stacchiamo, finiamo questo periodo, questa settimana, qualche giorno, dove magari anche ci vengono proposti dei menù ad hoc e torniamo alla quotidianità, ci rintossichiamo ben bene e ricominciamo da capo. Quindi anche l'alimentazione, visto che lei si occupa di Ayurveda, è un classico, lo riconoscono tutti, che si diventa quello che si mangia, ma in pratica, perché quello che mangiamo poi scorre nel nostro Spieghiamo corpo. Cosa vuol dire si diventa quello che si mangia? Effettivamente l'alimentazione trasformata dalla mia apparato digerente, poi me la ritrovo che scorre nel mio corpo, quindi divento quello che mangio. Allora l'alimentazione ha una grossa influenza da tutti i punti di vista, anche emozionale, perché vedete che mangiamo alle volte anche condendo il nostro cibo con l'emozione, magari che un bel piatto preparato bene, come vedo fare per esempio all'Hotel Metropole, preparato bene, ti dà anche una bella emozione. Quindi vivi anche i colori sono importanti. Però arriva lo yoga e poi ci dice diventi quello che pensi. Diventi quello che mangi e diventi quello che pensi. Diventi quello che pensi, è terrificante questa cosa qua. Cosa voglio dire? Che per esempio ai miei allievi non permetto di dire nella scuola, sapete anche un modo di parlare, a volte sbagli e dici oh come sono stupido, non permetto di dirgli di affermare una cosa che poi crea nella mente, come posso dire, una traccia. Quindi perché può creare una traccia? Perché uno magari la crea in ogni caso. Cioè, Elena, se una persona mi invita a mangiare un gelato qui a Padova, conosci una gelateria speciale, mi dice ma Dio vieni, ti faccio già il gelato che fa questa gelateria. Io assaggerò questo gelato, poi ritornerò dalle mie parti, le assicuro che dopo qualche giorno mi viene in mente questo gelato perché ha creato una memoria, ha creato una traccia dentro di me e desidererò tornare qua da questi miei amici per rimangiare quel gelato. Quindi se io comincio tutto il giorno a pensare non valgo niente, non sono niente, oppure sono malato, sto preparando il corpo e anche tutto il resto a essere malato. Assolutamente sì, e anche trasmettere messaggi negativi a chi ci circonda, per cui difficoltà. Per esempio, influenzare anche gli altri. Tra l'altro, ma per farvi capire che miracolo che è il corpo. Il corpo 37.000, se non sbaglio cifra, 37.000 milioni di cellule compongono il nostro corpo. Guardate che popolazione, è una nazione, è un continente che ci sta seguendo. È una cosa che mi sveglio la mattina, mi verrebbe voglia di ringraziarle in ogni momento queste cellule, perché a volte mi danno la gioia di vivere e così via. Assolutamente. Un attimo solo che leggo un altro messaggio che è arrivato. Sì. Ho fatto un breve corso di tecniche yoga in un weekend qualche anno fa, molto efficace, ma poi tutto si è dissolto per tempo mancante e per voglia. Cosa bisogna fare per mantenere viva questa pratica? Che era un po' quello che le chiedevo prima, che neanche i nostri telespettatori sono attenti. L'uso e il risveglio della forza di volontà. Se vedo che bravissimo, ha detto una cosa importante, la forza di volontà. Certo. Bisogna risvegliarla. Se vedo che una cosa mi fa bene, io, se ho scelto di stare bene nella vita, l'appoggerò questa cosa più volte, cercherò questa cosa che mi ha fatto bene. Certo, se io, perché è tutta questione di identificazione e disidentificazione, la vita mi porta sempre a identificarmi in determinate cose, mi dimentico, ripeto, la cosa principale è la salute, mi dimentico della mia salute e mi identifico e do importanza ad altre cose. E questo è quello che mi farà molto male. Ma se io invece coltivo, voglio stare bene, voglio essere felice, voglio essere nella gioia di vivere, devo coltivare con buona volontà tutto quello che mi porta verso quella direzione.
mi capite? Quindi se lei ha sentito che le faceva bene, peccato, doveva ritornare dalle sue parti, cercare se vicino c'era una scuola che potesse farla trovare un continuare. aggancio per riprendere queste cose qui. Anche per i più giovani. Perché poi tra l'altro io ho guardato il programma perché mi ha incuriosito, sono curiosa di queste cose e vedevo la Bono Zen programma, anche lì presso la struttura dove leggi viene fatto lo Watsu, il Tai Chi, yoga lo yoga per tutti, appunto tante altre tecniche che sono molto particolari, poi realizzate in acqua, hanno una valenza, però sempre nello spirito Zen. Servono tutte, non ho mai fatte, quindi le chiedo con curiosità. Mi lasci dire una cosa, la meraviglia della manifestazione che ci sta di fronte è la presenza della diversità, cioè è stupendo, un'altra Elena non la troviamo, un altro Amadio non lo troviamo, tutti sono esseri unici e irripetibili, quindi la diversità, organizzare queste settimane con diverse cose, offrendo al pubblico diversi tipi di esperienza. Per provare quella che è più affine a se stessi. Esatto, quindi. è una cosa meravigliosa, non è soltanto perché può darsi che io magari nello yoga non mi trovo bene, magari mi trovo bene, che so, in altre discipline, sempre anche parlando di Oriente, guardi che diversità che c'è anche in Oriente, ti offre 100.000 discipline, è l'opportunità di provare diverse cose e lì forse in mezzo troverò quella cosa che mi fa scattare quella emozione, quella scintilla che mi va di seguire. L'emozione, quindi deve scattare un'emozione, questo è molto importante. Somatizzo molto stress psicologico, cosa mi conviene fare tanto per iniziare? Allora cara, le posso insegnare la meditazione più antica e più bella e più facile del mondo, che io chiamo meditazione di disidentificazione. Scopra che dentro di lei c'è un testimone, se ancora non l'ha fatto lo deve scoprire, che dentro di lei c'è una persona che può vedere non con gli occhi, ma può valutare azioni come se fosse un testimone. Un altro sé. Sì. Lei deve chiudere gli occhi e provare a vedere il suo corpo. A quel punto lì, lei che è questo soggetto, questo testimone, può dire io non sono il corpo, io sono anche il corpo. Però, capito, allenare questa persona che osserva, allenare questa persona, disidentificarsi, distaccarsi un po', la può aiutare tantissimo. Quindi anche nelle sue disagi psicologici, lei chiudendo gli occhi e allenando questo testimone riuscirà a capire perché ci sono. Ecco la via che consiglia lo yoga. In questo modo, se io sto un po' distaccato, lo vivo come uno spettatore, io capirò perché capirò le origini di questo disagio e non c'è come scoprire la causa per curare anche una malattia, per esempio. Anche una malattia, quindi vedere con distacco. Il fumo è dannoso per la pratica yoga? Il fumo è dannoso sempre. Non critico, non giudico, però si ricorda lo sforzo che ha fatto per apprendere a fumare e si ricorda i segnali che la natura le aveva dato per non farglielo fare, le aveva fatto venire la nausea, le aveva fatto venire il mal di testa, le aveva fatto venire il senso di colpa, però lei ha deciso di continuare su questa dipendenza, però, ecco, tutte le su questa strada, è diventato dipendente da questa cosa che non le fa bene, ma anche lì, se lei è capace di fare lo stesso sforzo di quando ha imparato, cioè avere la stessa energia, la stessa forza, perché guardate che per imparare a fumare ci vuole veramente forza di volontà. Bene, se lei ha la stessa volontà, non si preoccupi, potrebbe smettere domani mattina. Quindi lo yoga potrebbe aiutare, anche se il fisico non ha questa capacità respiratoria di un fisico che non fuma, però potrebbe aiutare a trovare quella forza di volontà per staccarsi da questa dipendenza e da altre dipendenze. Perché lo yoga sveglia l'amore. E se io mi amo, o se amo una persona, ho voglia di metterla a disagio o cerco di darle le cose più belle che ho a disposizione. Mi capisce? Quindi se io mi amo, tutte queste cose facilmente vengono abbandonate. Una volta una giornalista in Spagna mi ha chiesto, perché sapeva che avevo fatto 35 viaggi in India, mi ha chiesto com'è una persona illuminata.
Ci ho pensato un po' e ho risposto: ha presente un supermercato? Questa mi guardava con gli occhi sbarrati perché si aspettava il discorso dell'Himalaya, dei santi che stanno là sopra. Io invece gli ho detto: c'ha presente un supermercato? Ho ripetuto: ha presente la corsia dei biscotti? Ecco, lì nella corsia dei biscotti c'è un signore con una scatola di biscotti in mano che sta leggendo quello che c'è dentro. La via dell'amore comincia così: non ti va più bene che ti offri qualsiasi cosa. Ti ami e vuoi le cose migliori, è per quello che guardi cosa c'è dentro una scatola di biscotti. La via dell'illuminazione inizia proprio da queste piccole cose. E quindi conoscenza. Conoscenza, sì. Quindi conoscenza. Quindi È salvifica la conoscenza, Elena. Si può apprendere, è meglio incominciare da giovani, si può prendere a qualsiasi età, ma si può incominciare Siamo fortunati a poter cominciare da giovani, ma per noi occidentali l'età media in cui si presentano nelle scuole di yoga non è poi proprio così giovanile come in India, 6, 7, 8 anni, da noi arrivano un pochino più tardi, ma non è mai troppo tardi. Anche perché allunga la vita, vero? La filosofia certo. yoga orientali mutuate Certo. con uno stile di vita sano. E perché no, andare anche alle terme, che Sì. l'acqua termale Perché abbiamo no, detto più anche alle volte. terme, certo. Abbiamo detto tante volte fa bene alla salute, ai dolori. Yoga, Ayurveda e le terme poi si sposano perfettamente, perché anche anticamente usavamo queste tecniche di vapore, di calore, il calore che vasodilata, era conosciuta fino nella notte dei tempi. E questa è una cosa importantissima. Allora, io adesso qua stavo guardando, giusto per ricordare ai nostri telespettatori, l'opportunità di incontrare direttamente e conoscere il maestro Amedeo Bianchi, il maestro yoga, che è un ottimo, cioè, anni e anni, quanti 40 passa anni di esperienza nel mondo dello yoga? Più di 54 anni 54 di yoga anni, e 49 di Ayurveda. Ecco, quindi una cosa... Non sono tanto giovane io, Però praticando lo yoga non dimostra la sua età assolutamente, lo potete trovare dal 3 all'8 giugno in occasione di questa settimana dedicata allo Zen in tutta l'area delle terme, in modo particolare all'Hotel Metropol. Troverete, stringerete la mano al maestro Amedeo Bianchi, dove verranno praticate tantissime attività, ma poi ci sarà nuovamente dal 10 al 17 luglio un'altra settimana dello yoga in atmosfera Zen e dall'11 al 21 agosto sempre full immersion in atmosfera Zen. Maestro, io la ringrazio di essere venuto da noi perché le sue chicche di sapienza, i suggerimenti sono sempre preziosissime e ripeto, più che mai in un periodo in cui abbiamo bisogno di staccare dal nostro io stanco e ritrovare noi stessi. Elena, sono io che ringrazio voi perché mi date modo di svolgere il mio servizio, perché quando io sono guarito grazie allo yoga e all'Ayurveda ho promesso a me stesso che sarei diventato l'ambasciatore nel mondo dello yoga e dell'Ayurveda e voi mi state semplicemente aiutando, grazie. Grazie a lei. Grazie. E voi telespettatori vi ringrazio, cercate informazioni nel sito dell'Hotel Metropol GB Terme Hotel dove troverete tutte le indicazioni delle date per poter incontrare e conoscere lo yoga da vicino e trarne tanti benefici. Buon proseguimento, grazie.